La Rugby Udine è nel pieno della preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A, che scatterà domenica 1 ottobre. La squadra, allenata quest'anno dalla coppia neozelandese Michael Dwyer e Robbie Flynn, sarà presentata ufficialmente venerdì 8 settembre alle 17 sotto la loggia del Lionello, in pieno centro storico a Udine. Il giorno seguente scenderà in campo per il primo test stagionale nel Giorno degli Angeli, una giornata di sport e solidarietà che al Rugby Stadium di Via del Maglio vedrà impegnate la formazione bianconera e 3 squadre d'eccellenza, Petrarca, Mogliano e San Donà. L'inizio è alle ore 15. Via! 8! 1! 2! 8! 1! 2! Nella pre-season poi sono in programma altre 2 amichevoli, mentre i gradi di capitano sono stati affidati ad Enrico Macor e i 2 coach neozelandesi si sono sbilanciati con 2 promesse. La prima è alzare il livello tecnico della squadra, in particolare nel pacchetto di mischia. La seconda è imparare in 2 mesi l'italiano e magari anche qualche parola di friulano. 1, 2, 3. Mandi!